che dovrà decidere tutti quei conflitti tra Stato e Regione, e che sicuramente, se fosse esistito in questi anni, non avrebbe consentito lo scempio che è stato fatto dallo Statuto siciliano con la sua mancata attuazione, che avrebbe difeso sicuramente i diritti del popolo siciliano, è stata votata incostituzionalmente con quello che io definisco un golpe bianco, cioè compensato con un'altra sentenza della Corte Costituzionale. Una cosa impensabile, perché l'altra Corte non è come la Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale sovrintende alla difesa di tutte quelle cose costituzionali. L'altra Corte no, l'organo fa i testi. Tanti componenti dello Stato e della Regione, non c'è incompatibilità tra l'altra Corte della Regione siciliana e la Corte Costituzionale, e nonostante questa mancanza di incompatibilità è stata sepolta in una, come diceva il senatore Alessi, cioè non è stata seguita la procedura di revisione costituzionale, ma lo Statuto fa parte della Costituzione. Fa parte della Costituzione, certo, fa parte della Costituzione, fa parte integrante della Costituzione. E quindi questa altra cosa non esiste più. E allora dico, mi riallaccio al discorso prima del bambino, questa verità è stata realizzata. Quindi che lo Statuto siciliano non lo conosca la persona che non va all'università, va bene, ma che non lo conoscono l'università e le persone che addirittura escono dalla facoltà di giurisprudenza è una cosa abominabile. Io penso che lo Statuto siciliano debbano conoscere tutti i siciliani, perché qui c'è la chiave di volta del nostro futuro. Si può essere autonomisti, si può essere indipendentisti, si può essere unitari, si può avere metodi garibaldi, non ha importanza, ma questa è norma costituzionale e va qua. Io penso, e concludo, che non attuando lo Statuto siciliano si viola, si dà prova concreta della mancanza di volontà da parte del governo nazionale di continuare a perpetrare quello che io chiamo il colonialismo interno, perché se il colonialismo è odioso quando viene perpetrato da uno Stato straniero nei confronti di un altro Stato straniero è odioso di per sé, ma se viene perpetrato in uno Stato che dovrebbe essere unitario da una parte e l'altra nei confronti del Sud, penso che sia una cosa veramente, profondamente ingiusta. E questa ingiustizia in che cosa consiste? Nel fatto che negando l'attuazione dello Statuto, negando la possibilità ai siciliani, tutti, dagli imprenditori agli impiegati al pensionato, di camminare economicamente con i propri piedi, non ci potrà mai essere in questo Stato il rispetto dell'articolo 3 sul lavoro, il rispetto del principio universalmente riconosciuto in ogni parte del pianeta in qualunque periodo dalla rivoluzione francese a oggi, che è il principio dell'uguaglianza. Tutti i cittadini all'interno di uno stesso Stato devono essere uguali. Se non vengono rimossi tutti quegli ostacoli che vietano a un cittadino, o peggio ancora un popolo come il popolo siciliano, di essere uguale rispetto ai lombardi, rispetto ai piemontesi, rispetto ai veneti, e questo da 150 anni, possiamo definire questo un fatto giusto, parlando dello Stato italiano?